Saluto tutti e tutte e leggo un minuto o poco più del racconto Elba, che è uno dei 7 raccolti in Jazz Café, il libro che partecipa al premio Settembrini, che saluto e ringrazio sin d'ora. L'ambientazione è questa: Lucio è in gita all'isola d'Elba per distrarsi da alcuni suoi problemi personali complicati e incontra in una folla di persone anziane, che sono anche lì in vacanza, una donna più giovane che però fa parte di quel gruppo. La incontra una volta, la incontra altre volte, e a un certo punto avviene uno scambio di sguardi che probabilmente è quello decisivo. Comincio a leggere. La donna coi capelli corti si mostrò allora di faccia, in chiaro, a non più di 2 metri da lui, davvero alta, con qualche sottile grinza sulle guance, abbronzata in modo misurato, un paio di occhiali da sole stretti, labbra appena tinte di rossetto chiaro, una rosa bianca infilata nella cintura, un paio di calzoni di percalle fiorato a tubino che facevano colpo in quella folla tutta in tuta e scarpe piane che le stavano a meraviglia ai lunghi piedi. Lo colpirono subito i movimenti fluenti, sorprendenti in mezzo a quelle culone delle sue compagne, involte in tute da jogging che le facevano sembrare bisacce variopinte. Il modo in cui schivò il paletto che separava i due locali, facendo perno con le mani sul pomello e poi ruotando, come con un passo di danza. Il modo leggero in cui traversò la strada per raggiungere l'autobus che aspettava una decina di metri più in là, verso l'imbocco della ripida stradina per Valle Buia. Salendo in autobus, lei si arrestò un istante. Torse il busto e il capo come avvertendo sulla schiena gli occhi di lui, perché lo sguardo si sente addosso come un pennello, un piumino, una carezza. Si era forse accorta che Lucio, quasi solo sulla terrazza del caffè, nella nitida mattina di maggio, la guardava. Chi lo può dire? Questo è il minuto e poco più di lettura che ho promesso. Spero che avrete la pazienza di leggere questo libro per intero e soprattutto che lo troviate meritevole della vostra attenzione. Grazie a tutti e tutte e grazie al premio Settembrini che ci ospita.